Dal Veneto giungeranno in 50.000, ma stavolta, 6 anni dopo, il loro arrivo non coinciderà con le immagini tragiche del terremoto che sconvolse per sempre la città. Il ritorno degli alpini veneti, che furono protagonisti degli aiuti ad una comunità in ginocchio, questa volta sarà scandito dai sorrisi e dalla festa. L'Aquila si sta già preparando all'invasione di allegria e simpatia che sempre portano con sé le penne nere. Dal 15 al 17 maggio un'invasione prevista di almeno 200.000 persone. Il clou dell'88esima adunata sarà il giorno della sfilata, che durerà quasi 12 ore. Le penne nere attraverseranno l'Aquila dalle 9 del mattino, accompagnate dalle bande. Il cuore degli alpini veneti è rimasto qui. Tutte le adunate hanno il loro significato, hanno la loro realtà, la loro presenza territoriale. Direi che anche questa sta assumendo veramente i contorni e i significati che l'associazione voleva. Quello di ritornare all'Aquila per stare insieme, per fare festa, ma anche per dare fiducia e dimostrare che gli alpini ci sono sempre. L'88esima adunata ha coinvolto la popolazione sin dalle fasi organizzative. A disegnare la mascotte dell'evento un alunno di seconda elementare, scelto con un concorso a cui hanno partecipato 130 scuole di tutta la regione. Il logo della dunata, un cappello da alpino con la penna nera e due grandi scarponi che spuntano da questo. Una macchina organizzativa in moto da tempo e che di giorno in giorno è sempre più operativa. È un momento di passaggio, però è un momento di passaggio che devo dire con soddisfazione. Io sono ritornato all'Aquila dopo qualche mese in cui vedo veramente la voglia di ricostruire, la voglia di rifare.